Cari amici di Venezia Charm, oggi vi portiamo a Vicenza, ma per la verità sul promontorio, sulla terrazza su Vicenza. Siamo ad Arcugnano, siamo con un ospite speciale, siamo con Eleonora Andriolo. Ciao Eleonora. Buongiorno. Allora, Eleonora, tu hai portato qui questo posto, è un posto, mi dicevi, che ogni anno rivitalizzi con delle tue idee, con dei tuoi progetti di recupero, questo ambiente che in qualche modo è diventato la tua dimora, la tua casa, la tua cucina, perché tu sei una chef. Sì, strano ma vero, sono una chef. Giovane, ho 27 anni, da qua siamo da 4 anni. Abbiamo trovato questo posto, ci siamo innamorati appunto della terrazza, della vista, della tranquillità e l'abbiamo fatto nostro. E come dicevi tu, posso darti, no? Certamente. Ogni anno ci mettiamo dentro qualcosa in più, qualcosa per rinfrescarlo, per tenerlo sempre giovane. È bello perché è un ristorante in movimento, possiamo dire, Sì. in qualche modo ogni tanto uno viene qui e trova una novità e questo secondo me dà anche indice della tua creatività. Per forza, sì, trova sempre sia una novità nell'ambiente che sul menù, perché noi appunto ci piace cambiare, variare e non restare sulla solita riga. E tra l'altro prima mi raccontavi a telecamere spente che tu ami la tradizione, però vuoi sempre apportare qualcosa di nuovo, questi gusti anche che vengono dai tuoi viaggi, Sì. dal tuo essere, tra virgolette, cittadina del mondo. Esatto, mi piace molto mischiare la tradizione con l'innovazione appunto da questi miei viaggi, perché in questo lavoro utile e dilettevole bisogna metterli insieme. Porto sempre a casa spezie, bacche, cose nuove da mettere nei miei piatti. E infatti anche il nome, andiamo al segno, no? Il nome del tuo ristorante è Acchiappagusto Emozioni dei Sapori, quindi in qualche modo acchiappiamo un gusto e vogliamo poi lasciare un'emozione a chi viene qui. Esatto, vogliamo proprio che la gente che viene a mangiare da noi gli resti un'emozione, che provi proprio un'emozione nel mangiare i nostri piatti. Però prima io ho fatto un salto in cucina, ho visto anche una persona, cioè hai avuto anche, tra virgolette, una persona che ti ha aiutato molto in questo tuo percorso. Sì. Chi è? Mio papà diciamo che è stata proprio la mia stella guida e tuttora lo è, lui mi ha dato questa passione, mi ha insegnato questo lavoro e appunto per questa tradizione e innovazione, perché mescoliamo la sua cucina alla mia e viene fuori quello che si trova qui. Complimenti Eleonora. In particolare io volevo soffermarmi su uno dei piatti che oggi ci hai fatto assaggiare, che sono queste linguine scampi e agrumi, con un ingrediente segreto che ci hai rivelato Esatto. subito dopo avercelo servito. Sì, si tratta del ginseng. Ginseng l'ho portato a casa patenta proprio dal mio ultimo viaggio. Ho voluto linguine, scampi e agrumi, ti ricorda il Mediterraneo. E ho voluto aggiungerci questo tocco straniero, ecco. Così è venuta fuori questa bomba di sapori. È bellissima questa cucina del mondo che parte appunto dai grandi prodotti che abbiamo, una cucina anche che tiene molto conto del pesce, nonostante siamo qui a Vicenza, non abbiamo un mare, però in qualche modo il pesce fa parte della nostra tradizione italiana e veneta in particolare. E tu tra virgolette, vai a prendere questo pesce in due posti speciali, uno ovviamente è Chioggia e l'altro la Sardegna. e che abbiamo visto prima con un bellissimo tonno. Sì, esatto, un tonno certificato, pescato apposta per noi. Ci piace proprio seguire la qualità in tutto, dalla materia prima che è il fondamentale. No, se non hai una buona materia prima non ti può riuscire una cucina quasi perfetta, perché perfetti non si è mai. Io direi di chiudere innanzitutto ricordando il sito dove trovano ovviamente tutti i nostri telespettatori le indicazioni per arrivare qui e per vedere i menu che hai, che si chiama www.acchiappagustoemozionisapori.it. e poi invitandoli a degustare, perché effettivamente la tua cucina è molto ricca di ingredienti tradizionali, però con queste due trovate si ha sempre un qualcosa di nuovo che non si può provare in altre Esattamente. occasioni. Direi a questo punto di fare anche un brindisi Grazie. a te e al tuo locale. Grazie. Cin.